È agguerrito l'assessore alle attività produttive della Regione Veneto Roberto Marcato, è pronto a dare battaglia perché ci sia una regolamentazione delle aperture festive. Le domeniche e le feste comandate vanno rispettate, l'apertura selvaggia indiscriminata dei centri commerciali alle volte, e in molti sono d'accordo, serve solo a privare del diritto dello stare in famiglia a molti dipendenti. L'assessore lancia un appello alla nuova politica. Allora io raccolgo questa unanimità di intenti e di idee e ho preparato una lettera che manderò a tutti i parlamentari eletti in Veneto di tutti i partiti e in primis alla neopresidente Casellati, che insomma è una padovana ed è veneta, e chiederò loro di impegnarsi formalmente nel rivedere il decreto Monti e nel dare all'Italia e al Veneto la razionalità che meritano, anche perché voglio ricordare che in sede di conferenza Stato-Regioni tutte le regioni hanno aderito alla proposta veneta di contingentamento delle aperture domenicali e festive. Manderemo questa lettera, ovviamente chiederemo un riscontro immediato su questa lettera che noi manderemo assieme a un resoconto del lavoro fatto fino ad oggi, dopodiché ci rivedremo con tutti voi e io vi dirò nomi e cognomi di chi ha aderito e li terremo monitorati giorno e notte per vedere se su questo erano solo parole al vento da campagna elettorale o c'è una volontà etica e morale di impegno nei confronti dei cittadini.